dobbiamo lavorare l'ossidiana con un disco diamantato. Potremo utilizzare anche una fresa con grana più grossa. Importante l'aspirazione per le polveri. L'importante è non surriscaldare l'ossidiana, se no si creano microfratture o addirittura fratture. Dopo la forma si procede agli intagli. Bisogna stare molto attenti alle frese. Taglia l'ossidiana, immaginiamo le dita. Dopodiché passiamo a creare dei fori per incastonare il corallo o qualsiasi pietra che si vuole incastonare.